finta che sia una richiesta educata. Sono così rincoglionito che avremmo fatto tutta la live Senza senza che io andare andavo in live. Sì, Si sì, può sì, sì, fare. sì, 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 che Si bello. può fare. Allora, senti, io sono nelle tue mani. Siamo. Perfetto. Vadi. Allora, ci Siamo o siamo? siete? Siamo. Io e te Sì. siamo congedi, una cosa sola. Ok, andiamo. Ok. Possiamo riprendere dove eravamo la scorsa volta comunque. Continuo. Ok. Continuo, ovviamente, continuo. Puoi Allora. levare il bicchiere da là, così quindi un pezzo. Bandit, aspetta un attimo Bandit, levati dal cazzo, adesso, No, via. che ha fatto No. bene. Cafa, lasciami stare per bene. rantarmi addosso. No, perché vuole stare blind di Omori e mi dice sempre, quando No. succede qualcosa dimmi di andarmene, vattene via dal cazzo. No, infatti, aspetta, No. fermi tutti. Bandit, non lo fare, ragazzi. Bandit, non lo fare. Allora, È un casino. noi abbiamo pensato molto a questa cosa negli ultimi giorni, Setti. Ok. Proprio per sì. cercare di capire cosa Iniziamo con porca la questa puttana parentesi. sta succedendo. Vai, racconta pure, dimmi tutte le tue teorie. Io oggi mi No, sono e ci abbiamo... preparato. Setti, ci Non abbiamo sto scherzando, poco mi sono creato una materiale. lavagna. Ok. Mi sono creato una lavagna, ditemi tutto quello che pensate, io me lo scrivo e voi quando dopo create un pensiero io vi ripeto tutto quello che avete già detto così vi rinfrescate la memoria con le vostre teorie Allora. e dite questa è vera, questa è falsa. La mia teoria, per quello che ho visto dell'altra volta, Sunny fa uso di stupefacenti e si è messo nel corpo una bella quantità di sostanze scadute e ha immaginato tutto quello. Anche perché non c'ho, penso neanche Gianmarco, metodi di paragone. No, al momento no. Per poter capire innanzitutto se i due mondi sono collegati o se sono due realtà distinte che non si intersecano in nessun modo. Magari universo parallelo? Potrebbe essere? Io credo che alla fine il gioco abbia un aspetto più psicologico. Non credo c'entri troppo il sopra, tra virgolette, soprannaturale. Credo potrebbe esserci più che altro qualcosa, una sorta di morale sotto. Mi sembra tanto in Vietata. Memento un luogo dove si raccoglie la coscienza collettiva delle persone e si riuniscono ok. tutti in un modo. Che quindi quelle persone, se noi adesso, gli amici che abbiamo trovato nell'altro mondo, se li troviamo in questo mondo qua, allora piccola quella è una parentesi, realtà che condivisa magari- tra loro. Dici, Setti. Che Vai, magari Setto. vi siete scordati di una cosa. La mamma, quando abbiamo ricevuto il suo messaggio, che abbiamo letto il messaggio che ci ha lasciato in Sì. segreteria, ha detto che Kel ci sta cercando. Sì, no, gli amici, Sì. Esatto. Volevo no, solo mi ricordavo anche sottolinearvi che io. Kel in questo universo potrebbe esistere, a meno che Ok. Sunny in questo caso non si sia immaginato qualcosa. Io mo la cosa che ci preme capire è dove ci troviamo innanzitutto, come siamo messi noi come persone, che credo che siamo un po' dei reclusi e non usciamo tanto di casa, non abbiamo tante amicizie forse e quindi stanno comunque cercando di spronarci ad avere più contatti sociali. Quindi mo carico subito il salvataggio e per noi è importante capire stasera un attimino com'è la situazione di Sanni, che quella di Omori l'abbiamo in parte capito. C'è da capire Sanni adesso. Esatto. Caricare il capito file. bene, Setti, perdonami, ma era stato parlato anche di un... Cioè era stato detto, era stato parlato, vabbè. Era stato detto l'altra volta qualcosa riguardo a un trasloco. O Sì. sbaglio? Ok. Esattamente, bravissimo. Ok. Perché la mamma dice che Kel, da quando abbiamo messo il cartello in vendita sulla casa, Ecco, ha iniziato, sì. ci chiama ogni settimana. Sì. Ok. Quindi Kel ci sta cercando. Eppure questa cosa del trasloco sarà Allora, fondamentale. carichiamo il file e cerchiamo di capire. Allora, andiamo. continua a non vedersi una bene amata mazza. Va bene, Sì. aspetta, tolgo il cursore del mouse perché sennò... Allora, delle foto di famiglia. Rosetti, io posso accendere le luci da qualche parte o devo inciampare Assolutamente nei no. mobili? Ok. Come nella vita vera. Sì, assolutamente. Ok, bene. Ma più che altro aveva Allora, detto la noi mamma che l'ultima c'erano volta... problemi della corrente, se non erro. Sì, Allora. esatto. Però questa cosa qua la devo sottolineare, non c'entra con questo. Perché dopo si vedrà una roba che è proprio non è saltata la corrente. Dice che potrebbero esserci dei problemi nei prossimi Ah, c'è del puzzo. C'è del puzzo. No, perché C'è del puzzo. Dai, no, raga. Perché del
puzzo no, Allora, No, il puzzo, noi il possiamo puzzicchio, no. andare nel bagno. Esatto. Andare nel bagno. Sto Ti provando sei ad andare giù, specchiato? ma L'abbiamo fatto la scorsa sì, volta. l'abbiamo fatto l'altra volta. Ok, perfetto. E scendiamo le scale perché non possiamo andare altrove. Poi inciampiamo per le scale, siamo morti, fine della serie. Guarda. No, non scende. Non è sceso. No, non vuole. Non vuole Non vuoi scendere, ragazzi. guardare in basso. Ah, per le no, non... Oddio, in genere però si dice a uno che c'ha ora l'altezza non guardare in basso. C'è un orologio. Esatto. Ma la mamma piace tenerli in casa. Uno dei due orologi a torre. Mhm. Hanno detto di funzionare da tempo, ma la mamma gli piace tenerli in casa, è giusto vuole perché... tenerli. sì, sono belli poi gli orologi Cioè, a alla fine torre. comunque è arredamento. Io A me dico sembra più che vaffanculo a una... tutti e me ne vado a dormire un'altra volta. No. Giusto. Sì, vuoi andare a Sì. dormire? Sì, vado a Per dormire. forza. Andiamo a letto. Io credo che a questo punto, sbloccando le cose in questa Oh, sorta di aspetta. sogno... Stomaco che brontola? Di C'hai nuovo, fame? Però già si vede un No, cioè, pochino mi sa meglio. che sbloccando la cosa degli altri... No, quello è un problema, Gianmarco. Questo è un problema, sì. Sì. Ragioniamo un secondo però. No, che vuoi ragionare? No, Vabbè. aspetta, seriamente. Ok. Questo non è, almeno apparentemente, non mi sembra il mondo, chiamiamolo, del sogno, il mondo onirico. Però Ok. vedere una luce così rossa entrare dalla tua finestra nel mondo reale mi è un po' O sta strano. sognando? Potrebbe essere un sogno, ma non quel tipo? Un inquietante bagliore rosso proveniente dall'esterno. Ti senti stranamente attratto da esso. Non Qua è so. chiuso. Mi sa che non può scendere, sai? Qua è chiuso, ok. Adesso si è chiuso tutto. E quindi Prima a scendiamo giù. scendere? Si scende. Mi sembra una discesa Allora, un questa po' casa non è strana. normale così, sì. Sì, o sta avendo un incubo. A maggior ragione, quindi forse... No, credo non sia normale questa No, casa, sai? queste Ma sono sei le mani però. sicuro? A me capita No, sempre questa Queste cosa, sono quelle mani. se ti scappa immediatamente da casa tua, c'hai un problema, vai via Guarda, subito. tutti i miei fratelli, guardali. Questi sono gli sgrodel. Sono tutti Sì, fratelli i maschi. famosi. No, no, queste sono più grandi invece. No, torna indietro, vai via. Cosa che ci viene a prendere? Sei affamato. Allora, di certo già c'è il primo collegamento tra quelle mani che c'erano nella zona bianca e le mani qua. Sicuro c'è un collegamento logico. Io lo dico, è sempre colpa di mano. Sei affamato? C'è un pezzo di grodol a terra, no, il coltello. No, c'è il coltello. È un po' una staple il coltello, a quanto pare, eh? Sì, sia nel mondo buono, diciamo così, che nel mondo cattivo, che sembrerebbe questo è il mondo più oscuro. No, puzzo! No, vai via! Questa è una mano vera, Vai però. via! Non è una mano spettrale. Questo è il questa famoso proprio mano una fantasma. No, Esatto. mano, no. No, mano, vai via. Mi ha preso. Ti ha mannato. Ti ha aggrappato le palle. No. Ok. Che cazzo sei, Poppo? Allora, a questo punto mi viene da pensare, ci sono due mondi di gioco. Il mondo, tra virgolette, onirico dove c'è Omori e il mondo degli incubi, mi verrebbe da pensare, dove siamo Sunny. E il mondo reale, potenzialmente. Ok, quindi sono tre. Sì, oltre al mondo reale, quindi dove c'è il Sunny. Però a casa aspetta. sua. Dimmi. Cosa vieta Ok. di pensare che questo che noi Mhm. diamo per scontato sia il mondo reale, tra Sì. virgolette, in realtà non sia questo il sogno di Omori? Quindi Omori è la base, e lui è la Omori sua... per qualche motivo è collegato a questa realtà qui e ci sono un attimino queste mani e questa oscurità che vuole Omori o di conseguenza Sunny per uno specifico motivo. Allora io qualcosa provo ad attaccare, ma penso che non si faccia niente. Sunny attacca qualcosa, sta quella. Arma inefficace. No, non posso scappare. Anche il menu di combattimento è diverso. No. No, non si
si fa niente, non posso scappare, non ho altre abilità, quindi devo attaccare fino a quando al limite non mi fa fuori o succede qualcosa. Qualcosa spinge Sunny, quindi proprio questa creatura ci spinge Eccolo. le scale. Sunny. Ti continuo ad attaccare perché sei... A provocare. Sì. Prova a vedere se c'è qualche abilità. Respira profondamente. Non avere paura. Non è così spaventoso come credi. Ti riprendi e ricordi come riacquisire la calma. Quindi adesso c'è l'abilità e c'è calma. L'abbiamo fatto in sync pure, cioè proprio perfetto. Bellissimo. Ok. Allora, non è un sogno. Interagisci La casa è tornata prima di andare normale. nella prossima, si interagisce con tutto, mi raccomando. Ah, assolutamente, assolutamente. Allora, qui sul tavolo, Vedi. kit di primo soccorso che a noi piace. Una normale pianta d'appartamento. Non ha nulla di speciale. Scatole di cartone sono disseminate per tutta la casa. Questa libreria è stata svuotata. Anche questa libreria è stata svuotata. Un'altra pianta, altre scatole. Vabbè, noi siamo in modalità trasloco e stiamo chiudendo i pacchi, quindi... Esatto, si sta chiudendo tutto. Allora, io vorrei entrare qua. Che credo che noi abbiamo fame qui. No, scusami Sanni, non Master, volevo... dove possiamo andare? Master, sopra o So- giù? sotto Per c'è forza una porta. sotto. Ok, allora Forza sotto. sotto. Vai dentro. Oh, che bella casa, Sanni. Ah, bella casa comunque grossa. Sul Era camino spazioso. Mm. ci sono dei chiodi incastrati tra i mattoni. Credo sia un No, problema, credo ci sia tanto tetano là in mezzo. Leggero. anche scatole di cartone. Scatole di cartone. Scatole di cartone. Giamma indovina? Scatole di cartone. Scatole Ma di non l'avrei cartone. mai detto. Ah, no. L'avrei mai detto questa cosa. Tiro un cartone in bocca. Allora, sono entrato in una stanza non volendo. Ah, Aspetta. sì. Vabbè, bella casa enorme. Allora, A ho quanto pare esaminato Sunny è tutto. ricco. Questo mi Sani serve sta pure messo per un mediamente dettaglio. bene. Economicamente sta sicuramente... Ok, allora, il coltello è di nuovo qui. Perché là l'abbiamo preso nell'incubo. Allora, a me mi interessa di capire una cosa. Dica. Fa che noi, che comunque ci siamo rimessi nel letto e ci siamo svegliati al primo piano. Quindi, due sono le cose. O gli incubi, o quell'entità, o quella schifezza che ci sta Sì. inseguendo, riesce in qualche modo ad entrare nella realtà. E quindi noi ci siamo svegliati al piano superiore e siamo scesi sotto. O siamo sonnambuli e quindi è come hai detto tu qualcosa di collegato ai sogni. Io credo che credo che c'entri qualcosa. Vorrei tenermi questa idea per ora. Dai un'occhiata nel frigo e trovi una Ah, bistecca te l'aveva fredda. detto. 3 La giorni ci prendi? La rimane. prendi? Assolutamente sì. Hai preso la bistecca fredda. Faresti bene a scaldarla prima di mangiarla. Veramente? Avrei mai Va detto. bene. Questa cosa Io... qua, ragazzi, per me è immonda. Hai messo la bistecca fredda nel microonde. Effettivamente non è proprio la cosa. Come la Ragazzi, cuoci? chi lo fa nella vita reale deve essere... per favore, chiedete aiuto a qualcuno. Hai ottenuto bistecca calda. Minchia, 3 secondi subito. Ok. Quanto Sta. costa questo elettrodomestico così fantastico Futuristico. che in 3 secondi da congelata te la... Auguri. Vabbè, allora la mettiamo qui sopra. Una buonissima bistecca. Vuoi mangiarne un po'? Sì. Perché poi giustamente poi non la finisce tutta, la rimette nel frigo, così poi la riscaldiamo Allora, il giorno dopo. Allora, questa immagine quanto è triste, ragazzi. Un al po'. buio da solo non è Sì. la migliore delle cose. Con un coltello, poi. Sì. Allora, non la mangiare tutta, Sanni. Sanni, c'hai ancora fame? Uff, Allora. il tuo stomaco non sembra aver gradito. Forse perché hai cotto una bistecca fredda mezza cruda nel microonde? Cottuto Perfetto. Mostro che Mostro, non mostro. sei altro. Mostro. Mostro che non sei... Mostro. Allora, Cottuto Monaco.
Scusate, altro. io vado in bagno a questo punto perché penso... Penso tu debba sboccare. Allora, io provo ad uscire pure fuori, ma assolutamente no. Nel camino. Sani non vuole. C'è l'opzione vomita nel camino. Nel camino mi sembra un po' eccessivo. Deve essere proprio andata bene la serata se vomiti nel camino. Io vado in bagno a questo punto. Sboccare più nella Sì, dai. sì. E diarrea? No, pipì. Non so se era Fatto pipì, pipì. però. Fatto pupù. Hai vomitato. Ah, ok. No, sembrava più un suono da urina semplice. Sì, Urina notturna, mettiamola così. Sono contento che l'abbiano fatto in questo modo e non l'abbiano No, messo. io ti dico la verità, avrei preferito un bel suono da rigurgito proprio, vomito pesante. Sì. Anche a costo di vomitare in live, ma vabbè, va Esci bene e stai anche così. fermo. Fermo, non mi muovo. Chi è? Ok, l'hai sentito, grazie a Dio. No, per Molta l'amor di gente- Dio, ci mancherebbe. Non sto scherzando, molta gente esce dal bagno, procede ad andare in Eh? camera sua e dormire e finire qua. Basta. Ho capito. E Bussano a nemmeno quest'ora del espulso. mattino, chi sarà E mai? nemmeno- Andiamo a vedere. Andiamo a controllare, è giusto. Oh, finalmente qualcuno Porta di che se ne casa? accorge. Forse? Porta di casa. È anche molto deciso, è qualcosa di importante visto che bussa una Se lo continuazione. guardi, io sì. Salve? È Ehi, Mary? salvi, Ah. sono Barry. Ma tu la notte non dormi? Uno direbbe, Questo c'è già un altro però va problema, bene. infatti. Sono finalmente tornata a casa, ho dimenticato le chiavi. Potresti aprirmi la porta? Ma scusatemi, aspettate un momento. Ma Mary, Non ha senso questa cosa. non abbiamo, è nostra sorella, non credo. Cosa vuoi fare? No, lo zio. Si è girata la visuale Sì. Si è girata la visuale per farti capire quanto... Capito? ed Erano è il importanti titolo, queste questo cose. qua è stato fatto con RPG Maker, giusto? Sì. È una cosa che cazzo non ci avevo mai pensato quando facevo le mappe. Hai visto? Bellissimo sto effetto, Setti. Guarda, sono grato, ti giuro, sono grato che tu la pensi così perché tutta la gente che ci ha giocato dice ma questo giro di camera non c'ha senso. Ma ti rendi conto di sfruttare RPG Maker per questa cosa? Io RPG Quanto Maker, le cazzo è volte che l'ho difficile. usato, ho sempre fatto comunque mappe bidimensionali, ma a senso unico. Non mi è mai veramente venuto l'idea di dire, cazzo, per cambiare la visuale posso ruotare il senso della mappa con il comando di Sì, switch della mappa nei settings. Mi sì, fai girare la visuale, ma è stato perfetto. sì. Porca la miseria. E di corsa Hai apro la aperto la porta perché porta? devo Ma tu capire hai un attimo. aperto? Sì, Io non l'avevo sì. fatto. Salve? Signorina, lei adesso mi ammazza perché è demone. Tu hai fatto cazzata, secondo Io ho me. fatto cazzata, sì. Che ho fatto Salve? cazzata. Sì. Pippo Baudo, sei tu? Ce lo dirai tu, Setti, a breve. Senza fare Pippo? cazzata. Ha fatto No. cazzata. Sì, era qualcosa di brutto. Vabbè, però non è entrata. Sì, certo. Se riesamino la porta? No, assolutamente no. Non vuole. Vabbè, No. la mamma ci aveva lasciato un biglietto, se non mi sbaglio, in bagno per lavarci i denti. Quindi Ok, ci direi andiamo a che... lavare i denti. Sì, dopo lo sbocco Dopo soprattutto. l'autopasto e lo sbocco. Sì, mi sembra Capito? giusto, Setti. Aspetta che non si vede. Come non si vede? Sei davanti alla Ma porta, devi perché? premere... No, aspetta che non si vede a me il... Ah no, si vede, Si si vede? vede. Sì, si vede, aspetta. Senti, mi è venuto un attimo il dubbio che non si vedesse fico secco in live. No, si vede giustamente che è buio. Senti, lo sai, a noi se le live non presentano almeno 7/8 bug ogni volta, non ci troviamo, non siamo Non noi, hai capito? non ci No, infatti. non ci piace, non ci piace. Allora, io mi lavo i dentini. C'è qualcosa dietro che non va, no? C'è una testa brutta dietro, Dici Gianmarco. Enzo? No. Senti, io non ero d'accordo ad Analizziamo. aprire quella porta. No, che vuoi analizzare? È finita. Io se casomai mi trovo nella mia vita qualcosa del genere, ma dico a questo punto, cioè, che vuoi fare? Siamo marchiati, c'è qualcosa su di noi, ma Finché che... fai Charlie, are you Questo there? È punto? normale che succedano queste No, una cose. cosa è brutta. Non fare da Charlie. Quindi mo ho Comunque qualcosa i in denti casa non si con possono noi. lavare. Non si possono fare. Devi restare zozzo e col ciapo a peste. Sì. Incredibile.
Quindi io adesso Io l'ho dovrei fatto semplicemente per tornarmene a farvi vedere la letto. cosa dello specchio, ovviamente. Pezzo di merdol. Mannaggia. Io a questo punto vado a letto, ma... Si va? Eh sì, Comunque abbiamo questa cosa che mangiato. Vincenzo ha detto, ma non c'è entrato in casa. No, è entrata, è entrata. Veramente, Enzo, Qualcosa mi preciso. fa pensare che invece è entrata. Senti, non so ancora che cosa, devo capire un attimo. Sarà forse quella presenza demoniaca con No, la testa deformata alle mie spalle? io mi Potrebbe dissocio darsi. dall'apertura della porta e me ne No, vado. no, va a morire di. Va a Super morire di. dissonanza. Eh, Un letto davvero molto comodo. Vuoi andare a dormire? Se Dio ce lo Sì. concede. Se si può. Allora, Questo non va bene. no, questa già la scena, già l'impostazione, no, Questo non non va va bene. bene. Non voglio vedere così. Fammi dormire. Per piacere, Ma in torniamo alla questa città memoria. arriva la luce prima o poi. Non voglio saperlo. Benvenuto Benvenuto nello nello spazio spazio bianco. bianco. Per quel che ti ricordi, hai sempre vissuto qui. Siamo di nuovo mori. Speravo durasse di più quello spezzone. Torneremo. Siamo ritornati a Mori. Siamo in uno. Sunny dorme. Si attiva E Mori. Omori si attiva. Sarà una semplice casualità? Assolutamente no. Ok. Ma In proprio quel no. momento mi era sembrato lo sprite diverso di Omori, non so perché. Allora. Ciao gatto. Miau. Eh. Sembra la stessa cosa. Scatola di fazzoletti per asciugare via la tristezza. Abbiamo qualcosa nell'album? Questo così. Allora, a questo punto però qualcosa la si potrebbe azzardare. Beh, ci sono un paio di disegni che adesso puoi capire un attimo meglio. Allora, ti capisco la bistecca. Se è una bistecca, non un No, è pezzo una di bistecca, è salame. una bistecca. È una fettina di salame enorme, però Un credo che la salame. indichi come Potrebbe essere bistecca. la bistecca, forse. Sì, magari O una sì. pizza, perché a questo punto se ci Brutta pensi... sta pizza, Brutta, brutta. Ok, quello l'abbiamo già visto. Il gatto devo capire un po' bene a che cosa dovrebbe servire. E ora che ci faccio caso, qualcuno è a letto con una busta del ghiaccio in testa. Quindi vuol dire che non si è sentito bene. Ma penso sia Omori, va. Sì, sembra Un essere attimo. Omori con una Sì. sacca di ghiaccio in testa con un Un gatto gatto... cameriere. Sì, che gli sta dando il triangolo della divinità egizie di Sì. Yu-Gi-Oh! Pure questo disegno qua, mettendoci Omori al centro, vuol dire che lui è qualcosa di importante in questo strano disegno satanico. Omori, quindi Sanne, perché dobbiamo iniziare a ragionare in quell'ottica là, secondo me. Con degli occhi intorno, con delle mani, con dei macete. con Allora, dei bisogna gatti capire e innanzitutto dei i gatti cosa rappresentano per Omori. Perché i gatti a questo punto sono importantissimi. Se ci pensi, Sono rappresentati tanto in modi diversi e anche in forma mistica semidivina. Quindi. il gatto è quello che ti dice quando sei bloccato per la prima volta nel white space, ti dice ricordati c'è sempre una via d'uscita, ma a che Sì. costo? E ce l'hanno tra l'altro anche gli amici il gatto, che hanno il gattone enorme che li guarda nell'altra stanza. Nella lampadina non è cambiato assolutamente niente. È tipo Mr. Negative lui, è proprio è tutto in negativo qua dentro Sì. praticamente. E sta lampadina qui continua a dire il fatto è totalmente buio dentro, come se lui, forse per stare bene, forse per qualche motivo specifico, ha bisogno di... Poi col tempo si capirà che è importante capire cosa c'è qua dentro. Comunque, Facciamoci un giro di esplorazione, Allora, io vedo se trovo il mentre coltello fate come l'altra volta esplorazione, o altro. Sì, primo fun fact del settozzo da veterano. Fun vai. fact. Omori in realtà non è nato come personaggio di un videogioco, è nato come una serie di comic rilasciati cioè creati da Omoket, chiamati Omori Boy, che intende
Hikikomori Boy, Ok. è l'abbreviazione, rilasciata nel 2012, e si vede questo ragazzo, come potete vedere anche in grafica, c'è un Omori disegnato in maniera molto particolare. Sì, sì. Quell'Omori è Omori Boy, non è l'Omori che conosciamo noi, però questa stanza, la lampadina, il laptop e tutto quanto sono sempre stati presenti in questo white space già nel concetto di Omori Boy nel 2012. Nel 2016, quando è stato creato il crowdfunding per Omori, Ho fatto un pasticcio, Setti problema. no, dato Problema avanti. grosso. No, non ti volevo interrompere, ho detto, vabbè, vedo se c'è qualche mail, il calendario, vai, tolgo le mani dal pad proprio. Dunque, quando c'è stato il crowdfunding, appunto, si è rivisto questo grandissimo Omori Boy che ritorna però come protagonista. Altra cosa molto importante di Omori è che la cifra richiesta, non me la ricordo specificatamente, se non mi sbaglio era $6.000 per il crowdfunding, e la cifra è stata completamente esplosa, gli sono arrivati, se non mi sbaglio, sopra i $20.000 per il crowdfunding. Il gioco ci ha messo 6 anni prima di uscire. Però se i risultati sono questi, Sì. che cosa gli vuoi dire? E siamo all'inizio, porca la miseria. Siamo nel prologo. Complimenti. Come siamo nel prologo? Pensavo almeno capitolo 1, capitolo... Siamo ancora nel prologo. Bene, Setti, bene. Come diciamo a Napoli, può in danno a questo punto. Adesso, Master, spiegaci. Allora, mo, Setti, che cos'è sta roba, mo? Hai aperto il PC e si è aperta una nuova tab. Impiccato. Trova i tasti per riempire gli spazi bianchi. I tasti sbagliati andranno in alto a destra, proprio come l'impiccato. Ogni lettera, questa qua va specificato perché sennò andate lì e dite ma che cazzo vuol dire. Ogni lettera, quindi la A per esempio, c'ha scritto nell'erba vicino ad un ceppo. Quindi dobbiamo trovare qualcosa vicino ad un A ceppo? Ok. vuol dire che la A si trova vicino ad un ceppo. Ogni lettera può essere trovata. Quindi non è il nostro obiettivo finale di trovarle tutte. Che cazzo stai dicendo, Setti? Il nostro obiettivo è trovarle tutte. Che stai dicendo? Setti. Trasta Ok, il master. ok. Fidati del master. Fidati del master. Una domanda, Master. Dica. Ci conviene farci una foto di queste dove si trovano? Ok. No. Perfetto. Tanto noi comunque tutte le zone nuove le esploriamo una dietro l'altra, quindi Setti sa dove sono, quindi se noi non le troviamo, Setti ci dirà pezzettini di merda, guardate là, quindi non dovremmo perderne e seguiamo l'ordine che ci direi tu. Nella prossima schermata e tutto sarà chiaro. Allora, quindi io vedo le cose. Puoi premere... No, puoi... Perfetto. Capite perché non devi fare lo screen? Ok, grazie. È successo qualcosa, caduto qualcosa. Ok, c'è qualcosa da prendere. Qua vicino, quindi qua dentro qua. Ma dove? Prova sopra. Allora, vado un po' di qua, vado un po' di qua. Oh, aspetta. Che cos'è? Cazzo, la devo trovare io però. Hai trovato una mappa? Wow. Vai, dimmi quando l'hai trovata. Minchia, a trovarla. Dio, mo, dove cazzo è? Io sono andato un po' a zigo-zago. Se puoi aiutare. Sì. Fate che sono randomiche dove cazzo spawn. Ok, poi andremo avanti. Allora, una mappa è cosa buona. Faccio tu, cazzo. Queste sono le zone di Omori. Allora, lì nell'acqua c'è già qualcosa che non mi torna. Una struttura quello è il sottosopra di Stranger Things. Io non l'ho visto, non lo conosco. No, neanche io lo conosco, ma so che c'è sta roba qua che si chiama sottosopra. Non ne ho idea. C'è Sotto, quello a me mi interessa di capire. Sì, un regno allora, diverso. Okay. In basso a sinistra 026 penso si riferisca alle lettere. Alle lettere della tastiera, sì. Ok, devo solo capire il pulsante del pad. L1 qual è? R1. Ok, L1, questo è qua. Ok, a posto. Grazie. A posto, grazie. Niente. Non è che lo devo impostare nelle impostazioni. No, sì, dovrebbe prendersi. Puoi cambiarlo. No, puoi cambiare i tipi di. Cioè, generale. No, aspetta. Ah, sì. Generale, input,
input comandi. Gamepad, ok, fatto. E un'altra cosa, ritorno in Dimmi. generale. Ok. E c'è una cosa che si chiama testo in combattimento e tu ce l'hai in medio, mettilo in lento, fidati. Ok, perché ho capito che alcuni messaggi di cose particolari Esatto, appaiono in molto alto. Ok. l'hai messo in veloce, mettilo in lento. Sorry. Per Niente, il resto penso che sta tutto a posto. siamo a posto. Allora. Ottimo. E a questo punto io esco fuori. Il PC non potevamo fare più niente. No, penso che ci sia niente più. No, ci rimanda si qua. attiva sempre questo, va bene. Allora, Procediamo? Una porta bianca. si prende la porta. Una porta bianca proietta una tenue ombra. Cosa vuoi fare? Apriamo. Sfonda questa porta. Ok. Vediamo in che puzzo ci Adesso sta. usciamo nel punto dell'altra volta o l'uscita è diversa ogni volta? Scopriamo. Capiamo. Ok, stesso punto dell'altra volta, già è una cosa. Omori, grazie al cielo sei qui. Hai visto Basil? Non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Dovremmo andare a dire a Mari che stai bene. Era molto Io a Mari preoccupata. non voglio dire un cazzo. No, dopo quello che mi ha fatto in casa, no. No. Ma Mare è quella che ci fa salvare? Sì. Non mi sbaglio, sì. Ah. Però no. Il Deus Ex Allora, Machina. partiamo col dire che o che ti chiami Sanni o che ti chiami Omori, c'hai dei cazzi appresso dovunque vai. Sempre. Se sei a casa c'è un'entità che ti insegue, se vai a trovare i tuoi amici non entri neanche nella porta, è scomparso un amico. Non è una vita molto felice la sua, mi permetto di È dire. lo stesso che nella scorsa puntata è quello che ci ha più o meno rimandato nel white space ad accoltellarci. È lui che gli è caduta una foto e ha detto: ma cosa è successo? Che cosa e ha visto L'ho fatta qualcosa che io? non doveva vedere. Il serpento. Mari? Attenzione, nomina Mari prima che si resetti tutto. Vero? Aveva detto Mari. Sì. È vero. Stai uscendo, Mari? Eccoti la tua paghetta per oggi. Hai ottenuto Grazie. 200 vongole. Yes. Grazie papà serpente. Allora, usciamo fuori. E a questo punto, se io metto la mappa, non ci dice ancora Master, dove ma siamo. c'erano delle cose a terra. Master, sangue. Ci sono delle impronte. Master. Si può procedere verso le impronte. No, Master, perché? C'è una lettera. Chissà se riusciremo mai a trovarla, Infatti, Non cantiamo vittoria, sei su 26, attenzione. 13 tasti 13 rimasti. 13? Quindi a questo Sì, punto, se io vado qua, questa ce l'abbiamo. Esatto. E già l'ha messa Ed è sotto. nella parola. Ok. Allora. Quindi chi è uscito da qua ha messo il pulsante qua. Sì, sono impronte comunque penso di sangue, macchiate in ogni caso. Era là lì. Quindi qualcuno vuole in qualche modo che comunque Omori risolva sta cosa. Questo impiccato. Questo impiccato, sì. Allora, io continuo ad andare giù. Salve amici. Tu te ne devi andare a fare in culo tu. Ah sì, adesso era boss, può venire se non mi sbaglio, sta là dietro in realtà. Omori, stai bene? Non vai via, vai lontana per piacere. Non farmi più preoccupare in questo modo. Dov'è Basil? Non è con voi? No, temo di no. L'ultima cosa che ricordo è di star riordinando le foto con Basil a casa sua e un attimo dopo mi sono risvegliato nella camera dei vicini con Aubrey e Kel. Almeno abbiamo trovato te, Omori. Ma spero che Basil stia bene. Chi lo proteggerà se non siamo insieme? Non abbatterti così, Aubrey. Ritroveremo Basil di sicuro. Hai assolutamente ragione, Kel. È in momenti come questi che dobbiamo rimanere positivi. Perché non torniamo a casa di Basil? Sì. Potrebbe esserci qualcosa che abbiamo dimenticato. Questo è lo spirito giusto, Hiro. E come sempre, io sarò qui se avrete bisogno di me. Allora.
Innanzitutto Vediamo il si vede il cartello. cartello. Ricercato vivo. Vivo. Plutone, ovvero il nono pianeta del sistema solare. Nessun premio previsto. Scusate. Ragazzi, ma questo PG è incredibile. Ma che cos'è? Ma perché io devo abbattere un pianeta così Ma è all'improvviso? meraviglioso, lui è Plutone, è tipo Brodolone. Non credo. Mi dondollerò fino alla luna. No, vabbè, settore, dai, fammi passare il Brodolone. Allora, iniziamo a Io fare un credo primo sia giretto. Thor. Ecco. Vediamo di fare prima un giretto per vedere se c'è qualche pulsante qua in zona, che a questo punto saranno apparsi adesso. Si è aggiunta una cosa nel parco giochi che tu non so come non hai visto. C'è lo specchio? No, 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 l'ho visto, voglio prima vedere un attimo. Guarda con l'albero, vedi se c'è ancora il tipo dietro. Sì. Sì. Cosa? Basil è sparito? Sì. Vabbè. Allora, signor Specchio, è il tuo momento. Però prima... No, Maro, di nuovo. Però prima... Bubusette! Bubusette. Vincenzo contentissimo. Sì, Oh. sì, È il mio personaggio preferito, lui. lo squartatore. Allora, se io guardo allo specchio, ci siamo noi. Uno specchio fluttuante. I tuoi amici sorridono calorosamente dietro di te. Hiro è alto in culo. Cioè, Hiro Sì, è altissimo. Hiro è molto alto. Sì. Lui è proprio anime Ciao, prota. amici. Proprio. Sì, no, bro, ma è palesemente anime prota. Cioè, che cazzo, c'ha tutto, c'ha. Allora, illumino nella cassetta. A questo punto, visto che abbiamo un po' di vongole... Bongola, Guarda, ti dirò. Iniziamo a fare qualche piccolo investimento. Allora, anche io sto facendo investimenti. abbiamo 3 di questi. 3 di questi. Anzi, facciamo così, guarda. Usiamo il sistema Re Fantazio. Vai. Cioè? Lascia fare. Shoppa. Shoppa, quando puoi shoppa. Quando puoi shoppa. Guardate, shoppa. Allora, abbiamo fatto un po' di shopping. Arrivederci. Allora, E casa di grazie. Basil era qua in basso. Mhm. Se uscisse dal menu. Ok, grazie mille, gioco gentilissimo. Allora, stazione, boss, casa di Basil. Allora, però io Pensa quanto è adesso importante Basil per avere un cartello verso casa sua. Cioè, proprio... Effettivamente. sarà il figlio del sindaco, È il forse. King. C'è una farfallina. Sicuramente è un figlio di puttana. Questo Ok, è proprio- le farfalline non sono No, interagibili. è Basilone. Che si è lo... Marcellino. Aspetta, c'è un fiore che sta appassendo, attenzione. Un fiore. Sì, ma era passivo. Questi fiori stanno già morendo. Dovremmo provare a fare il possibile per prenderne cura finché non torna Basil. Innaffiatoio? Lascia fare, c'è una scuola su Harvest Moon, sono anni che ci gioco. Annaffia subito le piante, va. Ecco qua, a posto. Istantaneo. Vai così, ma... Minchia. Allora, facciamo un controllino a tutte le piante a questo punto, perché Tanto comunque secondo me dobbiamo far morire... passare. Secondo me far morire queste piante porta a qualcosa di brutto. Ok. Comunque Allora. in principio le lasceremo in vita queste povere piante. No, ma Sempre, assolutamente. sempre. Assolutamente. Allora, di qua niente, di qua siamo andati, andiamo giù. Ci sono... Queste tutto bene. Queste tutto bene. Qua. Vanno bene. Qua vanno bene, sì, sono colorate comunque, sì. Sono di varie Vabbè, sono forme. cactus. Qui Non è che tutto hanno tanto bisogno bene. d'acqua i cactus. No, no, Effettivamente. nel dubbio noi diamo acqua a tutti. Proprio il Giusto. cactus. Nel in dubbio. effetti. L'acqua non si nega mai a nessuno. Assolutamente. Siano animali, pianti o setti, l'acqua No, va data ma- sempre. Ma il settone è una persona. Setti è una categoria a parte, lascia fare. Hai detto persona per caso? No. No, è capitato. non in Setti è quel capitato. senso, Setti è non capitato. ne posso più. Quanto cazzo ci danno persona 6? Vabbè, lasciamo aperto. Lasciamo aperto. Allora. La tua frutta non la voglio. Mary, ti tengo d'occhio, Tu mi puzzi. Sì.
Allora, io salvo qua. Mary è come il benzinaio, lo zio. No, Piccolo Mary. consiglio. Sì. Il salvataggio... No, non è vero, bugia, scusate. Senti, mi fai le finte. No. Sì, come la scorsa volta. Vabbè, andiamo avanti, ok, vabbè. Va bene. Andiamo avanti, scusate, mi sono confuso. No, non si preoccupi, ma lei stava dicendo qualcosa, si è fermato, vabbè, non fa niente, non fa niente. Allora. Sospetto. Questa è casa di Basil. Eccoci qua. Speriamo non sia morto. Ma... Preghiamo. No, vai, io impazzisco. Io ho paura, dopo aver giocato a Doki Doki, quando apro una porta. Ma tiene ragione. Perché dopo quel momento... Tu l'hai giocato, Setti, spero? Doki Doki? Sì. Io sono rimasto in fissa per anni. C'è ancora su YouTube il mio primo gameplay di quando avevo più o meno 11 anni, quando l'ho giocato. Perfetto. Quindi sai a cosa mi sto riferendo? Quindi sai quando, soprattutto in un gioco del genere, che ho capito non si fa problemi a farti jumpscare e quant'altro. Va bene. Dai, butta dentro il cadavere, dai. Dai. Ah. Allora, c'è quell'entità che abbiamo visto sul molo. E c'è un buco. Oh no, è di nuovo Mother 3 con i buchi sul suolo. Oh no, per piacere. Beh, non vedo nulla di anomalo. C'è ciecato, c'è un buco a Pensi che terra. Pensi che Basil sia andato da qualche parte senza avvisarci? Non lo so, non sarebbe da lui. Di solito è così attento a queste cose. Ragazzi, sono veramente preoccupata. C'è qualcosa che possiamo fare? E se non riuscissimo a trovarlo? E se fosse in pericolo? Stai tranquilla, Aubrey. Sono preoccupata anch'io, ma ciò non risolverà niente. Proviamo a cercarlo nella foresta. Forse si è allontanato e si è perso. Sì, coraggio, Aubrey. Troveremo Basil. Avete ragione, ragazzi. Bene. Dobbiamo tenere alto il morale. Andiamo a cercare Basil nella vasta foresta. Mamma mia. Io però esaminerei il buco a terra. Lo fa vedere? No. Non si può interagire. No. Ok, allora. Non c'è niente di... Non ci credo, vabbè, incredibile, vai un Rotom. È Rotom nella TV, questa è polvere nello spazio. Ho capito, ma così Vabbè, all'improvviso, vabbè, ti meno. Definitivo, Ragazzi, è ancora più bello. Polvoniglio. Questo qua si chiama polvoniglio, ma in inglese si chiama Dust Bunny. In inglese Dust Bunny vuol dire letteralmente batuffoli di polvere e si utilizza come roba di tutti i giorni e loro l'hanno utilizzato come nemico. Anche per questo è geniale. Ma è una pippa. Un attacco è morto, polvere, giustamente. Pure io qualcosa pretendo da un granello di polvere. Polvere, mi sembra giusto. Vedi un po' tu. Ah, ok. No, se no era farming. No, sì, l'avevo pensato un attimo. Ho detto, poi se ne esca più di uno, almeno si prende qualche punticino d'esperienza. Vabbè. E a questo punto si va nella vasta foresta. La vasta foresta era dove c'erano le ragnatele? No, è dove non sei potuto andare la scorsa volta che mi hai trucidato le palle per andarci. No, sto scherzando. Dobbiamo andare comunque verso la vasta foresta, che è qua sopra a sinistra. Tu hai mosso un'offesa gravissima qui al mio amico e non ti perdonerò mai per questo. Io l'ho detto con tutto il rispetto del mondo. No, ma non ci sono problemi. No, sei un criminale, Setti. Ti aprirò l'anno in 34 parti diverse, ma non è questo il momento di discutere di questa cosa qui. L'hanno aperto. Ho capito, perfetto. Allora, intanto i fiori sono rimasti tutti a posto, non c'è niente. Non ci sta attaccando nessuno. Non ci sono demoni e già questa è una cosa buona. Per ora. Ancora. Non ancora, grazie, sempre molto confortanti voi due grandissimi stronzi. Comunque, a sinistra c'è la stazione, a destra c'è il bosco girandola, quindi dobbiamo andare ancora più in alto. Non è qua. No. Puoi scegliere uno dei due dove andare. Ah, ci posso già andare. Stazione. Sì. Stazione. Se ci pensi, Enzo, girandola, se prendi alcune lettere, viene Groda. Vasta foresta. È vero, però. No, non ho capito. Se prendi la parola girandola e prendi solo qualche lettera, esce Groda. È vero. Non c'entra un cazzo, però è vero. No, non c'entra, però è vero.
Allora, c'è un'anguria, quindi un oggetto. Che è Quindi blu. le angurie... Ah, ok, le angurie sono le casse del gioco, ok. Ma è blu. Bravo! Minchia, ma che Lascia fare. collegamento subito hai fatto? Lascia fare. Incredibile. Cazzo di genio. Ma state a pigliare per il culo? Basil! Basil! Basil, dove sei? Ci sono. Scommetto che il mio sasso domestico saprà No, cosa il fare. sasso domestico. Hector, scelgo te. No! Ma che Prendi il dici? sasso e vai a cercare Basil. No! Ma in inglese se ti dice I choose you. Sì. Hector, Perfetto, Hector, vabbè, incredibile. Hector, vai. Vai Hector, usa sassata. No, ha fatto del tuo meglio. Hai No, fatto il tuo ha meglio, amico mio. No. Non è il momento di scherzare, Kel. Ehi, come osi? Hector stava solo cercando di aiutare. Smettetela voi due. Dobbiamo rimanere concentrati. Immagino lei che è andata dietro di lui e gli ha dato un coppino così proprio. Vabbè. No, io mi immagino più che altro che gli abbia allungato la mano, gli abbia aggrappato le palle e gli abbia staccate fortissime. Ma perché dicendo, deve "Ce ne aggrappargli avete". Senti, un le pochino, palle, pochino se- esagerato, Setti. Scusate. Allora, il signor Pappagallo ci dice che in alto a sinistra c'è la stazione ferroviaria. A sinistra il ponte nebbioso e noi andiamo in alto. Noi andiamo Allora, in questa mappa è bella grossa, quindi l'esploro. Oh, L'exploro. poverio. Butta dentro la panna. Dai, vieni qua, dai. Oh, c'è anche il grodolino. Incredibile. Incredibile. Il grodolino. Tanto ho capito che i nemici li devo uccidere per forza. Al momento. Al momento risparmia, non ce l'abbiamo. Oddio, potrei fare fuga. E non fai nessun fight. Porco Giuda. Sono cagato addosso, ragazzi, scusatemi. Che è successo? No, nulla, nulla. Vabbè, senti, vaffanculo. Secondo me abbiamo toccato un tasto dolente. No, è che ho trovato una boss fight segreta per sbaglio. Sì, sì, con le patate. Sì. Non sto scherzando. Ma come fa? Dai. Cioè, allora ragazzi, c'è un albero che se ci andate contro parte una battaglia. No, ma dobbiamo provare anche l'albero, sì, per forza. Vabbè, master, però... No, sta cercando di devistarci, aspetta. No, Aspetta. no. Guardate- Aspetta, sta facendo il furbo, aspetta. Ah, non sto vedendo il tuo video né altro, c'ho Credo tutto che stia davanti. dicendo la verità, però. Così lo possiamo scoprire, vediamo se c'è un albero. Allora, intanto io scappo da qua. Attenzione, fugato. I nemici restano? Sì. Si rendono per un attimo invisibili e poi ritornano. Ok. Grodel? No, è a una biforcazione. Non è qua, è un attimo più a sinistra. Io melone, Triboli. Dei Ok. tripoli. Qua setti? È a questa biforcazione. Ok. Gli alberi a sinistra. Ha detto la verità. Ha detto la verità, così. Albero possente. Come cazzo lo buttiamo giù a Come lo coltellare? fai? Ve lo sto chiedendo anch'io. Tira io una coltellata. Allora, facciamo un No, giro di raga. attacchi normale. Normale, un giro Ma normale. l'albero come attacca? No, c'è un problema. Io scappo. Bravo. Credo ci serva No, no, qualcosa di più non lo specifico. Credo che Ok, ci va serva un attimo di bene. attacco. Io devo andare da Attenzione. Mary perché ho utilizzato tutto il mio succo in questa fight e non gli ho fatto danno. Quindi No, vai via. Non cagare il Stanno le cazzo. altre impronte, così. Sì. Oh, questo è melone blu.
Braccialetto, Questione qui, attenzione, mezzo. fermati. Ragazzoni. Ritornate al parco. Ritornate? Al parco. Ok, aspetta. Missione abortita per ora, tornare al parco. Mayday. Sai che puoi Allora, correre, quindi dobbiamo te lo andare... ricordi, vero? no. Con quadrato. Ok, grazie. Allora, sono nel parco. Vai un attimo più sopra. Eccolo. Questo. Aspetta, c'è una questina. Sto diventando super saiyan un attimino. Ehi, Vine. Che ha Berly? Sembra un po' nervosa. Oh, a proposito, ecco, vedete... Ora vi spiego. Guardate questo palo. Cosa c'è che non va? Ti manca la palla. Non c'è la palla. Qualcuno si è non fottuto ne ho il pallo. idea. Già, io non vedo nulla. Cioè, a parte il palo. Esatto, manca la palla. Van l'ha colpita troppo forte e ora è sparita, chissà dove. Che cazzo l'ha tirato? Nessuno l'ha più vista. Cavolo, Van, dico sempre di non usare le braccia, devi usare la testa, così. Va bene. Tra amici si salutano così, va bene. Usarla così spesso mi fa venire l'emicrania. Questo perché non è la testa dura come me. Comunque, mi pare di aver visto la palla volare in quella direzione. Nella vasta foresta? Accidenti. Se le cose stanno così, non la ritroveremo mai. Guarda, stiamo andando giusto là noi. Non preoccuparti, Berly. Cercheremo noi la tua palla. Siete sicuri? La vasta foresta è un luogo piuttosto pericoloso, sapete? Una volta mi sono imbattuto in una terrificante creatura vegetale. Pure noi. Aveva gli occhi sporti e una bocca enorme. Ma ovviamente, Fortunatamente no. sagace e furba come sono, ho avuto la meglio. Non esiste mostro che possa sconfiggermi. Eccoci qua. Mori, perché tu e i tuoi amici non accompagnate Berly a ritrovare la palla? E tenetela fuori dai guai, vi prego. Andrei io, ma... Van! Browsa di nuovo spinto a terra Banks. No. Come dicevo, qui ho molto da fare. Sto arrivando, Happy? State attenti là fuori. Ci vediamo più tardi. Dai, Berly, andiamo a cercare la palla smarrita. Insieme possiamo farcela. Certo. Mi chiedo solo di non intracciarmi quando userò la mia zuccata. Vabbè. Giochiamoci a trovarla, su. Berly si è unita alla squadra. Quindi non sei propriamente un membro del party. Esatto. Sei solo di supporto, ok. Esatto. È tipo il cane all'inizio di Earthbound. Il primo, dico. Solo per riprendere un puzzle fiorito. Ok, questo ce l'avevamo dall'altra volta. E a questo punto ce ne torniamo nella foresta. Esatto. Quindi dobbiamo trovare una palla e il nostro caro amichetto che chissà dove è sparito. Chissà dove sta, Basic. Lo sa. Sta sotto 3 metri di terra, Basic. Però poi ci sia io. Tu dici solo per delle tracce di sangue che ci sono in giro. Perdonami, Spacey l'altra volta è iniziato a diventare demoniaco, fa tutto è esploso qualcosa. Capì. Morto, So dalla ciliegia. Sì, morto. Che succede? Cioccolata. Allora, tu vieni qua. Tu sei sotto sopra? Bosconiglio? Non credo. Grodolone? Non credo. A me sembra molto nostalgico questo coniglio, sinceramente. Perché sotto sopra? Sì. Esatto. Vabbè. Qualcuno può ricordare qualcuno. Capo de cazzo. Ok. Porco.
Dovresti morire a breve. No, dai, non piangere. No. Per favore, non piangere. No, Non ci Setti. rimanere male. Esatto. Ricordo, Dai. Vincenzone, che ci sono le super efficaci su questo gioco, Blu, arancione, rosso, se non mi sbaglio. Allora, però aspetta, abbiamo l'oggetto. Abbiamo l'oggetto Esatto, con tutte le per spiegazioni. Sì, mi sa che ogni volta che andiamo in live ce lo dobbiamo andare un attimino a vedere. Allora, frappè alla banana, tocco. è un trifoglio. Allora, importanti. Grafico emozioni. Blu, arancione, rosso. Ok. Rosso batte blu, blu batte arancione, arancione batte rosso. Ok. Tristezza rosso batte più blu. difesa ma meno velocità e parte dei danni. Diventano che dal succo. succo. Esatto. Sì, diventano succo. Quando sei felice, fortuna, velocità e precisione scende. Rabbia più attacco ma meno difesa. Quindi quando uno è triste, tu sei più forte se ti arrabbi con lui. Non la vedo personalmente così, però va bene, va No, bene. sì, perché Va main, bene. main character anime. No, la ci tristezza sta, diventa ci più sta. forte. No, per ragionamento io, se uno è triste e tu gli urli contro, non è che in molte occasioni tu faccia del bene. Esatto. Però, No, vabbè, ma quello E è infatti fatto se una di persona carattere. triste sta con una persona felice, molto probabilmente la persona felice diventa triste. Quindi è super efficace. allora. Succhetto di mela. Sacco di Noi roba. abbiamo già un bel po' di oggetti, Allora, non mi curo, però un po' di esperienza a questo punto serve. Sì. Non grindiamo, però insomma, quelli che incontriamo battiamo. Già iniziano pure un po' a salire i danni. Io ho già trovato la a posto. palla, Vincenzo. Vabbè, mi sembra un pochino esagerato, però. Allora. Ricordati di non toccare quel No, albero. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie di avermelo ricordato mentre ci sbattevo sopra, grazie. Grazie mille, Sette. Purtroppo. No, no, capita e ricapiterà, non ti preoccupare. Allora, qua la palla non c'è. C'è solo lui a sto punto. Ah no, ci siete voi? Ah, auguri. Ah, loro sono arancioni, quindi il blu li batte. Quindi dovremmo diventare tristi. Capata cazzo. Va bene, non fa niente. Hai capito? Già la cosa assume un connotato un attimino diverso. Allora. Caramella, logico, che schiatta. Sì. 25 succo, 30 di... Tom, mangia caramella. Caramella buona. Stiamo già a togliere uno da mezzo. Ah, comunque, piccola cosa. La palla si trova in questa zona, non dovete cambiarla. Okay. Quindi se state cambiando zona avete sbagliato. Intanto vado a cercare qualcosa da mangiare. Ok. Uno se n'è andato. Adesso tocca all'altro. Non dovrebbe averne tanto. Ok. Grazie per averci scelto. Allora, altri 32, 8 vongole. Ok, nessun level up. Allora, a questo punto vediamo qua in alto. E qua non vedo palle. No. Non credo sia qua. Allora, qua non abbiamo esplorato, quindi stazione e noi non dobbiamo andare qua. Le impronte sono per l'obiettivo primario, quindi a questo punto, se la palla è presente, dovrebbe stare da questa zona qua.
Proprio. Allora, facciamo così. Poesia triste. Iniziamo ad usare un pochino le abilità. Felice no, però diamo una caramellina ad Omori. Stiamo reggendo però. Faccio un altro giro d'attacchi. Anzi, faccio le stesse azioni di prima, così lascia fare. Però un paio di punti li ho presi, quindi posso usare i comandi tra un attacco e l'altro. Baseball. Sì, un bel fuori campo. Ok, meno uno. Dai, facciamo l'assalto finale. Aglia tua sorella, quella svergognata. Vabbè, mi sembra un po' eccessivo. No, perché non è alla fine. No, sorella non fa. Ah, ok. Allora va bene. Ok. Se riuscite poi a passare... Quella grandissima coniglia di tua sorella. No, Settone non si può fare. No, Settone. Scusa. Ok, Omori sale a livello 4. Però ci dobbiamo un attimo curare perché c'è qualche problemino. Ricordati che Hiro è un healer. Ok, no, me lo voglio tenere più verso la fine della zona, che sento puzza di fight grossa, quindi... Come insegna il Fantazio, e Mamma Atlus l'ha fatto in altri titoli, conservati i punti magia e vai avanti. Finalmente, ecco la mia palla smarrita. Yes. Opla. Evviva! Riportiamo questa meraviglia al parco giochi. Non so più nella pelle. Allora, prima di tornare nel parco giochi, però, io qua ci entro. L'ho visto, non posso non entrarci, Setti. No, giusto. Sono entrato anch'io. Allora, c'è un fiorellone che si attiverà con una fight. La squadra sta messa bene, prego. Un bulbo duro. Puoi sentire qualcosa di menarsi all'interno. Ci serve un innaffiatoio, qualche accelerante per le piante. Va bene, segniamoci sta cosa qua. Ok. Allora, a questo punto porto prima la palla della sorella. A questo punto mi conviene fare. Avete una bella coltellata oggi. Mannaggia, una bella puzza. Felice era quello in alto. Batte rosso. Batte rosso, quindi non ci serve, quindi tu attacchi normale e iniziamo a toglierci lui. No, preferisco continuare ad attaccare lui. Effettivamente lei e Kel vanno in combo. Effettivamente sì. Ok, vediamo un po' se ci sto capendo. Ottimo. Non ho più punti, però ne sta prendendo di danno. Vai. Oh no. Ho capito, un pochino esagerato però. Dai, sei morto. Alla che botto. Ok. Dovrebbe essere morto. Muori. Vabbè. Facciamo un altro giro.
Sì, ragazzi, l'essere triste è overpowered in questo gioco, cioè proprio... Sto notando. E in più ti toglie danno alla vita, cioè proprio... Allora, assurdo. Aubrey sale a livello 4, Kel sale a livello 4 e impara rimbalzo. Hiro sale a livello 4 e non impara niente. No, perché lui è l'eroe e impara solo in multitude di 5. Allora, quindi torniamo un No, attimo a giustamente. consegnare la palla. Sempre però schematica come cosa. Meno così ricompensa. Innanzitutto ci dobbiamo refullare da signorina Sì, Picnic. sì. Eccoci qua. Allora, sono entrato adesso. Bene, è stato divertente. Quanto beccarsi il raffreddore. Adesso andrò a giocare un po' a Tetherball. Ah, chi non muore si rivede. Facci di sedere. Vabbè, ho capito. Scherzi a parte. Passate da me prima di andare. Ho qualcosa per voi. Ce la potevi dare anche qua senza farci arrivare fino a laggiù, però va bene, Ma va mi bene. devi curare comunque. Va bene. E ragazzi, grazie per aver ritrovato la mia palla. Come potete vedere, ne sto facendo buon uso, giustamente. Grazie ragazzi, mi sta facendo impazzire. Stavo pensando, dato che siete stati così gentili e mi avete aiutata, sarò generosa e vi insegnerò la mia abilità speciale. La capocciata. Ho una cosa da chiedervi. Chi di voi ha la testa più dura? Gianmarco. È ovvio, senza dubbio Aubrey. Io potrei essere. Che cosa hai detto? Oh, tranquilla, non essere così dura con me. Capita? Ha fatto la battuta. Che ha la ragione, è proprio lei. Aubrey, ti insegnerò un'abilità speciale, solo per zuccone come noi. È la mia abilità, è la mia specialità, zuccata. È molto semplice, prendi la rincorsa e... Dai la capocciata. Oh! Ora tocca a te. Sembra faccia male. Mi rovinerò sicuramente i capelli. No, non ti preoccupare. Per non parlare del mio fiocco. Oh, andiamo, Aubrey. Su con la vita. Avere capelli spettinati non ha mai fatto male a nessuno. Hiro ne è la prova vivente. Ci puoi scommettere. Va bene. Ma se devo farlo, darò tutta me stessa. Non lo buca, parte e fa. Mi gira la testa. Wow, ottimo! Sapevo che c'era del talento in te. Congratulazioni, hai passato il test a pieni voti. Cosa sta succedendo? Se ti fermi, da no, oggi in poi la testa, no? sei ufficialmente una zuccona. Aubrey ha imparato zuccata. No. Ecco, tieni questo. Ecco, tieni questa attestata. Mostrarlo ai tuoi amici. Sicuramente saranno sicuramente fieri di te. Hai ottenuto un attestato DOP. No. Ci vede questo attestato adesso, aspetta. Perfetto. Stupendo. E c'è una va bene. in testa. Va bene. Che fa zuccata lo zio? A parte danno, probabilmente. Infligge grandi danni e danneggia chi la usa. È più forte quando Audrey è arrabbiata. Ok. Allora, innanzitutto ci andiamo a curare. Sì, curarsi subito. Mangia memella. Ma pochi potremmo fossero c'è puttana. Stanno là. Papparappa. Ho capito, papparappa. Papparappa. Salve. Beh. E qua vi dice le quest. Ok, vabbè, quella là che abbiamo presa là. Ok. Concluse. Il peluche che abbiamo fatto prima e la palla persa. Ok. Ma comunque di te non mi fido, No. Deus Ex Machina. Non voglio fare un picnic adesso. Giusto il salvio.
Allora, Roberto, salvettino quanto tattico. tempo è rimasto, Vincenzone? Ma te quanto manca per arrivare a quel punto? Difficile da dire, se continuiamo a questo passo, ancora un po'. Ok, un'altra ventina di minuti ce la faccio. Noi riusciamo a fare qualcosa? 20 minuti, sì, ci possiamo Ok, andare. ok. Allora, facciamo così. A questo punto torniamo. Esatto. L'unica cosa che è rimasta da fare è seguire le impronte. Esatto. Ok, quindi di qua. C'è anche la stazione da esplorare, attenzione. Allora, andiamo prima nella stazione di qua. Attenzione. Allora, pappagallo. La fila inizia qui. Ok. È proprio una fila di... C'è un'altra quest. Sì? Tu chi sei? Tu chi sei? Audi. Mi piace considerarmi un Jesh abbastanza tranquillo. No. Ma se c'è una cosa che non sopporto è chi salta la fila. Oggi questo è il fratello di quello che esce dal box. Non vi permettete. Eccolo là. Cosa? Non vi Che c'è, permettete? Francesco? Cosa? Cosa? Che c'è, Francesco? Ma è più che cosa, Va bene. Francesco? Abbiamo preso del popcorn. Allora, parliamo con qualcuno. Che qua. Vieni a dircelo in faccia. Gibbs, merda. il Ciao, musicista bambini. stazionario. Sono Gibbs, il musicista stazionario. Prima ero un musicista itinerante, ma ho abbandonato quella vita tanto tempo fa. Potreste darmi 5 vongole? Mi servirebbero, dato che ora sono completamente stazionario. In cambio vi suonerò una canzone Va bene. deliziosa. Toh, ciapa. Grazie della donazione. Ora in cambio lasciate che vi suoni la musica della mia gente. No, non è quello. Animal Crossing. Va bene. È bellissima. Dai, France, che ti ha fatto piacere sentirci. Dai, dai, Francesco, dai, ammettilo. Sii onesto con te stesso. Ti sentirai meglio dopo. Dateci una foglia con una questa. Sì, Bellissimo. trovami l'albero. Di No, là. che cazzo di guaio. Sono fisicamente e mentalmente distrutto. Cosa è successo? Che combinato? Ho fatto sborratone. No. Io La ora devo cosa- avviare... La canzone ti La è sembrata canzone deliziosa. deliziosa. Perché il gioco? Che è successo, Francesco? Che gioco devi avviare, Ma perché è France? colpa nostra? Che ti abbiamo detto? Non ti abbiamo detto di giocare niente, ma che vuoi? Allora, io parlo con la foglia. Sì. Ma quello è un hot dog. Odio tante cose. Sì, un cane- No, sì. odio tante raga. cose. Ma sapete cosa odio più di ogni altra cosa? I coniglietti. Non avete idea di quanto li odi. Vabbè. Se potessi esprimere un desiderio, vorrei farli fuori tutti. Vedo che avete sconfitto un po' di coniglietti. Sì, posso sapere quanti coniglietti avete sconfitto. Questo mi fa capire quanto li odio. Non riuscirò più a vedere un albero in nessun modo. Vabbè. Sentite, sapete che vi dico? Facciamo un patto. Se sconfiggete almeno 5 coniglietti, tornate qui per una sorpresa. Ora andate e distruggete quei coniglietti. Va bene. Io ho paura di vedere un albero da oggi in poi, eh. Vai, Francesco, perché ti abbiamo intristito? No, che è successo? Piuttosto sono bruscolini. No. Si è arrabbiato da solo. Salve compagni, Allora. ammazza conigli. Su per giù direi che avete massacrato 7 coniglietti. Splendido. Avete massacrato veramente tanti coniglietti. Per esattezza capito. 7. Vabbè, prego, Ve foglia. ne sono grato. Hai ottenuto batuffolo di cotone. Buona fortuna, ricordate. Se trovate un coniglietto, uccidetelo sempre senza pietà. Mi sembra un po' eccessivo. Però vabbè.
Allora, Oh. tasca. Batuffolo di cotone, dove? No, è un equip. Tutti i messaggi scritti in viola sono equip. Ok, grazie. Allora, qua abbiamo il air coltello, il batuffolo, difesa più 1, velocità più 3. A noi. Poi, questo punto direi. Tu che Hilary, di un po' di difesa in più. Kell gli diamo. No, Kell già c'ha Hector, però. No, non glielo possiamo togliere, non mi dispiace. No. È illegale. No, Hector, Ecco qua, diamo il trifoglio a Aubrey e siamo a posto così. Perfetto. Allora. Sto andando a gestire gestire. affari urgenti e dopo gestirò altri affari urgenti. Vabbè. Questo è il Covid. Che bell'aria qui, vero? Adoro odora di pulito. Va bene. Tutti qui sono così diversi e interessanti. Mi chiedo cosa renda me diverso e interessante. Bluchi si deprime facilmente. A volte ha bisogno di qualcuno che lo ascolti. E quel qualcuno sono io. Non mi piacciono i treni. Sono qui solo per la buona e vecchia musica. Vabbè, Contento tu, contenti tu. un fratello. Vabbè. Oh mamma, adesso sono nei guai. Ah, perché tocca sempre a me? Questi non sono fatti tuoi, ragazzo. Stai attento alle persone con cui parli. Parlo per esperienza. Allora. Partiamo dal primo. Vai. Tra poco mi alzo. Datemi solo un secondo. Questo credo proprio sia una cheat a Pokémon. C-I... Che si chiama spelling, giustamente fa lo spelling. Giusto, ecco. Io sono V-E-S-P-E. No, c'hai un nome lungo. No, per piacere, no. G. Quante G c'hai? Guardarmi fuori. Si è bloccato, aspetta. Si è incartato da solo, aspetta un attimo. No. Allora, con te non ci parleremo mai più. Mai più. Allora, Dango. Non sopporto parlare con quest'app. Guarda, ti capisco. Mi sta facendo impazzire. Allora. Mamma mi ha Goblin. detto di mettere la giacca in caso facesse freddo. Ah, fa così caldo ora. Ma non voglio togliermi la giacca, perché poi dovrei tenerla in mano. Quanto c'ha ragione. Come te la leghi alla vita? Ma no, allora. Hot Diggity Dog. Esatto. Sono proprio io. Hot Diggity Dog. Un hot dog, ma che è anche un cane. Vabbè. Pazzesco. Ah, aiuto! È una No, brutta questo è cattiva buono, vegetale. non attacca. Come ti permetti, sciocco? Ti sbagli. Non sono una brutta creatura vegetale. Sono una bulbotalpa, una creatura altamente intelligente e perspicace. Quella a cui ti riferisci è una bulbotalpa persa. Quando le bulbotalpe si smarriscono, diventano ostili e dicono cose senza senso. Aspetta. Non conosco questo posto, dove mi trovo? Oh no, si è incazzata. Perso. Oh no, si è incazzata. Non mi sento tanto bene. No. Sghevo nei videogiochi. No. Salamalecchi. Grodolone. No, ragazzi. Ecco, è partito il fight. Allora, lui è rosso con gli arancioni al ballo. Ho una coltellata in bocca. Potrebbe essere. Salamalecchi, rignaffa, dice Francesco. Giusto. Non prendi d'accordo. Dobbiamo fare così al primo turno. Boh. Problema risolto.
Questo bulbotalpa mi stava per distruggere. Ragazzi, si è fatto un po' di posto. Ho dovuto. Ho avuto lo stesso pensiero ieri. Ho visto questo treno partire solo una volta ed è stato anni fa. Probabilmente adesso andrà in un posto completamente diverso. Capito? Quando aspetto troppo a lungo mi viene l'ansia. Muoversi, muoversi. Infatti si muove sempre. Se questa fila non va avanti, il tipo davanti a me... il tipo davanti a me le prenderà. Ho capito, non credo sia necessario. Ah, si chiama Montagne del Grosso. Io desisterei un attimo. Come concetto base. L'esistenza è una benedizione. Basta. Vabbè, di poche parole pure, vabbè. La 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 la. Quando canto il tempo passa velocemente per me. E più lentamente per tutti gli altri. Che una cazzimma, però, passatemi il termine, scusatemi un attimo. Guava. Mi va benissimo aspettare. L'attesa fa parte della vita. Se mi posso permettere, Master, il sì? coccodrillo che c'è là davanti lo posso leggere io? Certo, assolutamente. Perfetto, ok. Ma tu puoi leggere tutto quello che vuoi, No, vabbè, il coccodrillo mi dà una vibe particolare, quindi prosegui, vai. Purché sia, questo qua in realtà è un Diglett fuori dalla terra. Sì. Ho bisogno di un mucchio di soldi. Chi no? Vabbè. Questa lunga coda è la scusa perfetta per recuperare un po' di sonno. Giustamente. Ecco qua. Mi trovo molto spesso in capito. situazioni particolari. Mi chiedo se questa conti. Ok. Posto? Ditemi voi. No, ditemi voi. Vai. Vai, vai. Jump, 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 jump. Basta. No, un'ottima esibizione. No. Ottimo. È incredibile. Ottimo. Questo è un mongodrillo. No? Francesco, tu mo devi fare la clip perché capi? Ma così, è così che si fa. Sì, è così che si fa. Ecco, questo mi è bello. Ultimamente qui attorno ho visto degli allisgherri. Significa che il capo sta conducendo di nuovo affari. Attenzione. Non hai sentito parlare del capo? Beh, ne sentirai parlare presto. Da segnare, Allora. sarà un foreshadowing? Sì, c'è un po' di... Poi c'è Canopy. Un po' di coschetta, un po' di cosine, capì? Va bene. Canopy. Indovina cosa vedo? Un ombrello arcobaleno con moltissime gambe. Lui riesce a vedersi da solo, incredibile. Sì, vede in terza persona. Va bene. Sì, sarò pure veloce, ma mai veloce quanto un treno. È giusto riconoscere i propri limiti. Questo è tipo Stretta McQueen. Questo qua se vuoi puoi leggerlo tu, Ecco fatto. Gerco. Puoi dire al tizio davanti a me di sbrigarsi? Alcuni di noi hanno impegni a differenza sua. Il tizio sarebbe il cowboy. Ragazzi, hanno messo un chioschetto e c'è un cowboy che balla. Secondo me il treno col cazzo che lo vedete qua voi. Lui qua vende la limonata e non possiamo fare niente. Allora, abbiamo parlato con tutti. Sì, abbiamo fatto tutto. Ma più che altro mi stavo chiedendo, nello scherzo anche della situazione, ma tutti questi mostri sono anche loro persone che magari Sunny conosce eventualmente? O sono tutte frutto dell'immaginazione, se così vogliamo dirlo? Però se sono persone, perché sono dei mostri? Oh, aspetta. Non lo so, ragazzi. Comunque magari lo scopriremo quando potremmo esplorare il mondo reale. Se potremmo. Se mai potremmo, certo. No, io esploro il mondo reale o rompo la testa a qualcuno. Mettetevi d'accordo, decidete voi. Non aiuta questa cosa. Vabbè, ci ho provato. Vabbè. Non credo che Basil sia in questa foresta. Ma se non abbiamo nemmeno cercato in tutta la foresta, non possiamo smettere adesso. Su col morale, Aubrey. Continueremo a cercare finché non lo ritroveremo. Se non troviamo Basil al più presto, forse dovremo tornare da Mary al parco giochi a capire con lei cosa fare. Ma noi non ci arrendiamo. Ne col cazzo che ci C'è arrendiamo. un tentacolo che fuoriesce. La Madonna. Questo qua puoi farlo tu. Questo qua puoi farlo tu. Faccio io? Assolutamente. Ok. Sarebbe perfetto, sì. Ciao amici.
Aspetta, sarà maschio o femmina? Ciao. Ciao amici! Sono la roccia saggia! In cambio di vongole dispenso consigli! Che tipo di consiglio desiderate? Coglioni? No, poi non c'era. No, Nessuno, non amico, c'era scritto in bianco qua. Scritto in bianco qua. Ne prendiamo tutti e tre. Tutti e tre. Parti da quello che Ok. vuoi. Allora, ottimo consiglio. Prima le buone notizie. Ricevuto? Eccovi un consiglio! Se le opportunità non bussano alla tua porta, forse è il caso di costruirne Vabbè, di costruirne una! Piaciuto? Pagato 30 vongole per sta stronzata, non ho capito. Minchia, Però in pensavo realtà avesse cambiato voce il boss, poi mi sono reso conto che era la voce di era il Setti. settone, Sir. Buonasera, Sir. Comunque. Buonasera a tutti. Buonasera. Beh, in realtà potrebbe avere più senso di quello che pensiamo, probabilmente. Per la porta della nostra stanza, della zona Forse c'è bianca. un modo. Va bene, va bene. Nel caso avesse bisogno di altri consigli, succhiatemi il cazzo qua. Vai avanti. Allora. Allora. E Va quello bene, ottimo l'abbiamo allora, preso. Buon consiglio. È sempre lo stesso, non penso che ne sono vari. Sì, ce ne sono vari. Il mio era lasciatevi guidare dal cuore, ma ricordatevi di portarvi il cervello sempre dietro. Allora, buon consiglio. Ricevuto? Eccomi un consiglio. Non tutti i consigli sono buoni consigli. Coglione. Piaciuto? Bravo, molla i soldi. E si è ciullato altre vongole, va I miei- benissimo. Il mio invece dice non riuscirai più a fuggire dai tuoi problemi, prima o poi. Mamma mia, bella. È una sentenza. Allora, non osi immaginare pessimo consiglio, Vai. mo cosa esce da qua dentro. Ricevuto? Vabbè, ecco il consiglio. Ascolta pure i consigli di tutti. Ti è piaciuto? Se ne volete ancora, sto qua. Stronzi. Il mio dice finché nessuno ti scopre andrà tutto bene. Mamma mia. Va bene. Questo coso è un mostro. Va bene, È va bene. veramente una merda. Tira in acqua quella roccia, sono d'accordo, sir. Buttatela in acqua. Sembra un pochino esagerato, però va bene. Andare Hector e fare una battaglia di Pokémon. È vero, bravissimo. Geodude contro Geodude, è pazzesco. No, fai il bravo. Oh, quanti danni fa zuccata? Voglio vedere quanto è saggio dopo che viene messa a mollo per anni. Pure era difficile, ma se la poveremo come E uno ce lo siamo tolti dalle palle. Serro, com'è stasera la situazione? Sì, vanno in combo malamente. Sì. Ma lei con zuccata lo sciocca, Lozzi no, Lozzi no. Vabbè, non conviene farlo perché c'ha poca energia. C'è un attacco e va giù. Bello cazzo, vanno proprio in combo sti due. Voglio uccidere tutti come ogni giorno. Ah, ok, è normale. Allora, sir, l'importante è che è normale. Fino a quando è così unica, sa come gestirla. Questo è lo stesso tentacolo che c'era nella stanza. Vabbè. Oh, c'è un melone. Se fosse un mega enorme polipo che fa uscire i tentacoli. Esatto. Dai suoi portali, sembrerebbero portali. Allora, sto passando il ponte. No, ma sei, ti prego. No, è brutta situazione no, qua. ma esce Lugia. Che cazzo di guaio, abbiamo solo Hector. Vabbè, Lugia. No, bro, è un casino, mo. Che cazzo facciamo? Abbiamo solo Hector. Vabbè. Allora, vediamo di qua. Bro, Hector al 5. Oh no, non ne usciremo mai da qua. Oh no, è finito. Allora, come disse il saggio, sempre a destra. Allora, aspetta. Un grande lo disse questa cosa. Ah, vabbè, è piccola come zona. Ah, tutto a posto, ok. Ecco qua. Credo proprio che sia lui. Era la sagoma di Basilio. Basilico. O Basilio, direi Fantazio. Basilio, bravissimo. Torna tutto, torna. E c'è un'altra lettera. Allora, c'è una lettera M. Sì. Quindi dobbiamo trovare le scale. M come Bisogna... Marie.
No, ma ricordatevi più che altro che questo gioco è stato pensato in inglese. E se fosse M di missing, Sì. sai, perso. Sì. Ci starebbe. E lo sa. Intanto c'è la B. B in questo Di caso come Borco. bridge. Ponte. Bridge quindi. Bridge. Sì. Seguendo il ragionamento ci starebbe. 12 tasti ribasti. Devo controllare. E si è creato lo stesso buco come c'era nella stanza in base di con quando è il scomparso. rimasuglio di qualcosa. Venom. No, aspetta, perché io quel buco l'ho visto con l'entità. Sì. Quindi se è l'entità che sta mettendo ste lettere, non è detto che sia una cosa buona, No, però il collezionismo impone di prenderli. La sofferenza. Il collezionismo non deve partire come premessa, fai un patto con Satana. Quindi vediamo un attimino com'è la Oddio, situazione. Isaac si basa su quello. Sì. Oh, ma quello l'hai disegnato Il gioco è apposta, va pensato bene, in lo inglese, accetto. ma è stato tradotto, Comunque puoi potrebbe aprire cambiare- l'impiccato, vediamo. per vedere dove Allora, l'hanno messo. la prima lettera è B. Quindi Mantani. E dobbiamo cercare. Quindi dovrebbe essere il prossimo. La C, in una cella oscura. Allora, intanto c'è un brucomela. Un brucomela. C'è proprio la faccia da brucomela, dai. Bella giostra, brucomela. Fa schifo. Allora, vediamo se con Ubri riusciamo a fare qualcosa. Comunque sono d'accordo sul senso della cosa, però per doveri di gioco non puoi cambiare le lettere. Perché se c'è il ponte e le lettere non facili stanno in ordine, non puoi mettere a Sì. le ponte dopo la non ha senso poi dopo. Ragazzi, piccola cosa, la frase dell'impiccato è tradotta in italiano. No, vabbè, quello lo pensavo. Quindi le lettere sono cambiate. Ah, ok, quindi tu non stai in inglese, non trovavi la B? No, Cioè la B. sì, sì, però le lettere della parola sono cambiate. Ok. Perché non hanno fatto un creare ottimo una lavoro di frase. traduzione. Sì, con la stessa, nello stesso senso in italiano non veniva lo stesso modo. Allora, questo Che quello di bello, qua. devo preparare 50 pranzi al sacco. Lavora, sir, lavora. Oh, sir. Sborra dentro i pranzi al sacco, sir. Allora, c'è il coniglietto. No, vabbè, è un omaggio. Ah, allora va bene. Sono d'accordo. Se sono per me io gradisco. Scusa, l'artista deve firmare la sua opera, no? Questo fa male. Tu sei morto. Dai che sei morto, dai. In quello della guida lo farei. No, non discriminare le guide, sir. Lascia fare. Secondo me perché è una pecora. Il gioco lo dice. Terrone, com'è questa guida? Spiega un po'. No, Si chiama Delfine de Argentina. Ah no, sir, butta un po' ok, dentro, dai. ok. Butta un po' dentro Delfine della chiamata, su. Dai, sir. Dai. Va vicino alla porta della stanza. Mi scusi, ci sono i miei amici che vorrebbero vedere il live. Può venire un attimo? Se vuole. E gli arriva una peperonata in faccia a sir qua. No, la peperonata non gliela deve in faccia a Omori che quando l'hai curato. Si ha avuto proprio tutto il biscotto così. Va bene. Allora, dai che dovresti essere morto. Un livellino? Qualcosa? No, la guida non dorme qua. Wow, sir. Ma è una gioia proprio, mamma mia. Vabbè, sir, non ti preoccupare. Allora, c'è un cocomero sopra. Proprio non abbiamo fortuna in questa vita. Allora, cocomerino qua. Dente di leone. Penso di leggerlo. Allora, volevo vedere pure queste cose qua che abbiamo preso prima.
stato, ok. Che comunque abbiamo già un bel po' di Sì, sì. assortimento come oggettini e È cose la guida varie. del gruppo Polacchi del nuovo boss. Sempre rispetto per il nuovo boss. Quella è la prima cosa, Ser. Ha un effetto calmante. Rimuove le emozioni da amici o nemici. Ok, fa tornare neutrali. Neutrali, ok. Va bene. Allora, se vado di qua ce n'è un altro. Invece vado qua a sinistra. Ci sono le impronte. Aspetta. Suca. Bosco girandola. Ponte nebbioso, ok. Io vado prima a sinistra. Oh, che cazzo sono? Ma questo Siamo già ritornati. sta che Sei fa. ritornato dove eravamo prima. Ah, l'incrocio. Ok. E dobbiamo finire di esplorare questa zona. Però il nuovo boss non è d'accordo per il sempre a destra. Sir, picchialo. No, vabbè, cioè no. Cazzate, Sir. Allora, Eccessivo. altri triboli. Giancarlo Magalli, aspetta Non un è attimo. Giancarlo Giancarlo Magalli. Lascia fare. È un altro con È solo copertura. un'altalena fatta con un Mark copertone. Evans. Non si allena qua con l'albero e fa la mano di luce. Incredibile. Ma guarda, io ti amo. Senti, tu guardi con un fanatico, stai parlando. Con un maledetto Ma lascia malato. perdere. Sì, anch'io totale. Ok, qui non c'è niente, però quest'albero. Dai, butta dentro il tornado di fuoco, dai. Come la pubblicità della Nike, dai. Andiamo di qua, via. Attenzione, si butta lì. Butta là. La scala che ci serviva prima. Questa scala Scala è lunga. È molto alta, ma non alta quanto quella a est del ceppo. Quella arriva fino allo spazio. Hai davvero paura delle altezze, non è vero, Mori? Va tutto bene. Non dobbiamo andare lì sopra per ora. Ok. Però le impronte portano qua. Vedi che per ora. No, ripete proprio tutto il dialogo. Allora dobbiamo tornare da Mari. Ah no, c'è un'altra zona che bisogna esplorare. No, c'è un'altra parte. C'è un'altra zona, C'è un'altra parte. No, okay. No, verso un pezzo. Sì. Qua. Sarebbe di qua. Poi c'è un altro pezzo. Pomerino, succo di mela. Buttare tutte le cure Suca. No, ma sucato. Ma sucato. Sono stato sucato. Sì. Ti deve passare la paura dell'altezza. Giusto. È per quello che non ci possiamo andare. Prima dobbiamo affrontarla e dopo. Esatto. Sì, si può. Magari è semplicemente un troll. Sì, magari sì. Ok, allora. Un po' di esperienza. Boncole. E c'è una tana. E c'è un osso gigante. Qui c'è un orso o qualcosa di grosso. Scusami, senti, ma in inglese come si chiamano le monete del gioco? Puffi, sei tu? Clems. Cioè proprio ok, vongole. sempre vongole. Ok. No, guarda che se apri il menu si vedono proprio che sono vongole. Sì, in alto a Però destra. perché la vongola è la moneta di... Cioè, ci deve essere un senso dietro a questa cosa. È cibo, la bistecca, allora, nella hai visto cuccia qui che non ogni c'è volta che ci niente. entri si sente un bau? Ogni volta che entri nella roba? Sì. Piccolo fan fact, lo volete sapere? Vai. Fact, dai. Parlando di cani, chi è lo sviluppatore che, insomma, si rappresenta con un cane? Sì. Sviluppatore indie, di un indie molto famoso. Mica che avete Fox, bloccato anche no. voi. Sì, Toby Fox. Si chiama Toby Fox, sì, è però lui vero, è rappresentato dal cane. Piccola cosa, Toby Fox ha lavorato ad una unica sola host di questo gioco. Già l'abbiamo sentita? No. Ok. Però questo qua è un suo riferimento. Ok.
Rosetto, dove devo andare? Adesso possiamo ritornare al parco. Ok. Devo tornare allora. Non volevo mi stessi perdendo qualcosa. No. Vai. Allora, siamo nel parco. No. Vabbè. Bubusettete. Io vi ammazzo. Eccolo. Bubusettiti. No. No, arrivederci ragazzi, No, buonanotte. No, ragazzi, no. Vabbè. Ciao a tutti, come sta andando? Avete già trovato Basil? Ehi Mari, niente fortuna finora, temo. Oh, mi dispiace ragazzi. Vorrei potervi aiutare di più. Stiamo facendo tutti del nostro meglio. Forse dovremmo iniziare a guardare fuori da questa foresta. Ci sono. Perché non proviamo a salire quella scala? Quella est del ceppo. Non possiamo farlo. Mori soffre di vertigini. E se Basil fosse da qualche parte lassù, dobbiamo correre il rischio. Lo so, ma... Omori, sta diventando più forte ogni giorno che passa. Pensi di riuscire a salire una scala, no? Dai, fratellino, affronta le tue parole, le tue paure. Tu sorella. È sorella, ho dimenticato le chiavi. Vediamo il dialogo, vai, vediamo un attimo. È naturale essere nervosi all'inizio, ma ricorda che tutti noi crediamo in te. Dai, Omori, è solo una misera scala. Cosa mai potrà accadere? Dai, sì, non lo so. Pensi di potercela fare, Omori? Sì. Ok, se sei d'accordo, allora lo sono anch'io. Ma se inizi ad avere paura, potrai sempre contare su di me. Grazie, Omori. Hai davvero molto coraggio. Andiamo alla scala a destra il ceppo. Ci vediamo dopo, Mari. A dopo, ragazzi, e state attenti. E ricorda, Omori, sei più forte di quello che pensi. Allora, Master, parliamo. Sì? Tanto puro energia, aspetta. Io non ricordo se nella prima puntata aveva detto fratellino o qualcosa del genere. No, mo l'ha detto, mo è palese e quindi la scena di prima... Però... In realtà nel primo giorno lo dice subito e voi l'avete ignorato completamente. Io me lo sono segnato. Ma più che altro perché sembrava più una cosa da fratellino, così perché sei piccolo, invece mo sta assumendo un attimino un altro significato. Non posso entrare perché ho dimenticato le chiavi. Vai. Mentre stavamo giocando a nascondino, voi siete andati a parlare a Mari. Mari ha un dialogo unico quando gioca a nascondino e ti dice: fratello, mio caro fratello, non sai dove sono? Se vuoi ti dico quanti ne sono rimasti. E voi non l'avete letto perché ha detto: vabbè, è un dialogo di Mari, tanto non sta giocando. Però lei sin dal primo giorno specifica che lei è vostra sorella. Allora c'è davvero da parlare con tutti, per tutto e per tutti. Ok. Quindi confermato che aprire la porta nel mondo tra virgolette reale in realtà aveva un senso per lui. Sì. Perché la sorella. Però se la sorella è presa da quell'entità, era la sorella o l'entità che aveva preso le sembianze della sorella? Glielo vuoi chiedere? Non ve lo dico. Allora, salviamo. Ok. C'è un'ultima cosa da fare. Dopo questa abbiamo Dimmi. Vai. Saliamo la scala. Allora, quindi dove dobbiamo andare? Sopra e a destra. A sinistra. Ok, sì. Quindi di qua. Visto che il ceppo è da dove sponiamo. Di qua a destra. E poi l'avevamo vista pure. Ci sono altre impronte anche qua. Ok. Ricordati di cosa ha detto Mario, Mori. Sei più forte di quello che pensi. Non preoccuparti, saremo proprio dietro di te. Sì, e se cadi saremo pronti a prenderti. Kel, non terrorizzarlo. Non cadrai, Omori. Lo prometto. Piccola domanda. Dici? Oh no, mani! Oh no! Oh no! No, brutta cosa, brutta. Dobbiamo superare la paura. Brutta mani. Passate le mani.
Quindi le mani sono la paura. Non hai più paura delle altezze. Sì. Perché Sanni si metteva paura di scendere le scale perché aveva sì. paura delle altezze. Stavi dicendo, Setti? Avete giocato a Metal Gear? Io sì, qui c'è qualcuno che lo odia, quindi... No, io non apprezzo perché non mi piace il tipo Non di gioco. capisci un cazzo, vabbè, ci sta. Ecco, Vedi, e sei la seconda persona che glielo non mi dice. piace lo Va stile, bene. che devo fare? Pezzi di Il mio merda. dio Kojima non lo devi toccare. Ma mi succhiasse il cazzo. No, lascia stare no, Kojima, Ma anche a no. me. fallo lavorare. Anche a me. No, vabbè, No, certo, in dai. maniera... Andiamo. Dica. Andiamo. E che Saliamo. stare a dire? Finisci la frase. No, era solo una domanda. Chi di voi ha giocato... solo. Conoscete Metal Gear? Sì, lui sì. Credo ci sia... Oh no, siamo di nuovo al momento Snake Eater, per piacere, no? No, per piacere. No, Credo ci Setti, sia non una me lo dico. ragione per cui non abbiamo mai salito questa scala, ma non riesco a ricordarla. Ce l'ho sulla punta della lingua. Vabbè, non importa. Andiamo. Stiamo andando nello spazio. Ah, ma questo è riferimento alla scala che porta ad Arceus. La No. scala di Metal Gear dove tu ti ritrovi 3 ore a salire una scala, ma davvero stai lì 3 ore? Perché sì. Bello. Aspettate. No. Ero convinto di avercelo qui. Ragazzi, fermatevi. Che ti sei Dov'è? dimenticato? Dov'è chi? Hector, il mio sasso domestico. Ma ce l'avevi nell'inventario prima. Avrei giurato di averlo messo in tasca. Thor! E mi sa che è esploso, senti? Sì. Ha fatto un no troppo forte. Sì, sarà caduto mentre salivamo le scale. No. Perdonami, Hector. Sarei dovuto stare più attento. Sono stato un pessimo caduto in amico. battaglia. No. Qual è il problema? È solo un sasso, no? No, Come ti permetti? Non è un semplice sasso. È la mia famiglia. Non preoccuparti, Kel. Sono sicuro che sta bene e che si farà vivo presto. Lo spero. Spero davvero stia bene. È uno sasso. Aspettami, Hector. Ti troverò. Te lo prometto. Cazzo, è Liam Neeson è diventato. Allora, aspetta, prima che continuo. Setti. Devo rispondere un attimo a Sir. Sir, con l'entità che abbiamo visto, con tutte queste creature dalla forma strana, dalla forma diversa, una scala che va in paradiso, costellazioni che sembrano vari oggetti, secondo me casco e ossigeno è l'ultimo dei problemi, guarda. Ora, Setti, mi dispiace, ma io per come lo giocherei se fossi da solo, io devo scendere e devo vedere se c'è il sasso. Sono completamente d'accordo. E devo proprio per un fatto di... Capi? Non posso venir meno a certe cose. No, la mia impressione è che si stia Allora. Anzi, ti incito a fare una cosa. Ecco, quel sasso è qua. Dici Setti, siamo fermi. Interagiscici. Sasso normalissimo. No. Piccola Non è cosa, lui. prima non c'era il sasso. L'hanno messo qua perché sono dei bastardi di merda. No. No. Io ti incito ad andare da Mari. In questo momento. Ma no, questo ci sta buttando la lorra addosso. Dai, butta dentro Mari, vai. Andiamo da Mari subito. Il master ha parlato. Corri. Non è una cosa importantissima, però è una cosa... No. Ci parlo? Ci parli? Ciao Mori, sono come al solito, vedo. Dovresti assolutamente sorridere di più. Mi è sempre piaciuto il tuo sorriso. Dunque, avete bisogno di qualcosa? In cambio chiedo solo il vostro affetto. Non concluse. Controlla qual è l'ultima. Cavolo, il sasso domestico di Kel, Hector, è caduto dalla sua tasca. Mi dispiace, Kel. Non ho idea di dove sia, ma non mollare. Quindi abbiamo una subquest. È partita una subquest. Cazzo, quindi dobbiamo cercare tutti i sassoli. Bisogna trovare Hector subito. E posso dire? Sì. Anzi, In una zona dove già siamo stati? No. È la subquest più difficile del gioco. Non esiste proprio. Hector si deve riunire a Kel per forza.
No. Adesso non è in questa zona perché non voglio mettermi a cercare 45 minuti per Hector in una zona che abbiamo già fatto. Però d'ora in poi io non vi dirò se è in questa zona o no. Quindi io mi aspetto che voi interagiate con ogni sasso. No, scherzo. No, zitto. Però... Non hai capito allora, Setti. Tocca farlo. Tocca farlo. Allora, Dai. Tocca. Dai, io andiamo risalgo. sopra. No, Guarda, Sir, Noi stiamo salendo così, deve essere per forza quello. No. Sir, come è finito in un posto dove non siamo mai stati? Sir, noi stiamo andando verso lo spazio, il sasso è volato giù, sarà finito in Uganda probabilmente con le correnti spazio-temporali. O qualche altra serie di problemi. È comunque un Geodude, comunque si muove, capito? Può fare capito. queste mosse. E neanche lanciato in alcune occasioni. Sarà stato preso da un Deoxys, che ne so Tantissimo. io. Salve. Parlaci. Salve, mi scusi. Ecco qua, a posto. Serpente. What a thrill. Va bene, grazie mille. Vedi, lui il casco ce l'aveva. Io... No, non dimmi che... Dai, Vincenzo. Non l'hai capita? No, non l'ho capita. Ma non so tutto. Qualcosa posso averlo dimenticato. Anche io, dammi un suggerimento. Rifacciamo la scena da capo. Tu stai salendo una scala che è come quella di... Metal Gear. Ok. Cade che cosa? Un serpente perché è Snake Eater. E che cosa dice? What a What a- thrill. Che è l'inizio della canzone Snake Eater. Ah, ok, ecco qual è il punto che mi mancava. Ah, ok, ok. La canzone... Ok, adesso c'ha più senso. Sono dei Molto geni. citazionistico. Ci sta. Ok, grazie Setti. Sì, questa Non cosa a se la caso, sono persa tutti, nessuno l'ha capita. Nessuno. Io non ho visto una blind run, vi giuro, una blind run, ne ho viste a centinaia per prepararmi per questa cazzo di serie. Non ho visto una blind run in cui l'hanno capita subito. L'unico è Sabaku no Maiku, ma perché lui si spacca di Metal Ma il Gear. maestro, ma il maestro è il maestro. Scusami, Setti. Setti, scusami, mi consenta. Appunto. Io però ho visto altre abitazioni, altri sotto posti sopra. là, eh. Ah. Dove ce l'ha il casco per il pappagallo? Primo! Iro, però tu sei il main character. Che cazzo? Alla scala. Sembra... Hai visto la vita? Non finire mai. Questo è un piccolo passo per Kel, ma un gigantesco balzo per la chilità. Dove cazzo ce l'avevi sta bandiera? Non voglio... Va bene, ma vabbè, non era non facciamo così. domande. Ma quello non era... ma non era così. Non decidi tu le citazioni. Sono arrivato prima io. Aspetta un attimo. Ma il mio attestato di OP. No. Tira giù quella roba. E se qualcuno lo vede? Manco per idea. Guarda come fluttua nel vento. Così maestoso. Così libero. Iro, fa qualcosa. Io Iro ha bisogno di un medico. Fammi ripetere un attimo. Anzi, vai, dammi un minuto. Lascia stare. Questo qui, se non avessimo fatto la quest... Quello sarebbe ti stavo per chiedere. Esattamente, stavo aspettando che finisse la scena, quello ti volevo dire. l'attestato di OP di O. Che meraviglia, che bellezza, che splendore. Abbiamo guadagnato una scena extra. Allora, pappagallo. Campeggio dell'altro mondo. Campo Dobbiamo di tigre. andare al campeggio dell'altro mondo. Subito Ok, su. quindi sbagliato button. Bellissimo. Altro Ma è un mondo. cazzo. No, vabbè. No, non credo. Ma è la testa della bambola che stava pure nella stanza Sì. di quelli. È Plutone! C'è Plutone lì! È Plutone! Ok, quindi questa è la prima, tra virgolette, città del gioco, mettiamolo così. Bellissimo. Ok. Allora, Senza Plutone. fare niente, andiamo No, da Plutone. Mari. No, Plutone. No, Plutone. Senti. Andiamo da Plutone. Mari, ci curiamo, salviamo e andiamo a fare Plutone. Andiamo da Plutone. Ti sta facendo una concessione, Enzo. No, lo volevo Sì. solo guardare da vicino e che là parte il Sì. fight, sono sicuro.
Sì, vi sto facendo una concessione, davvero. Grazie, Max. Lo volevo solo vedere da vicino, perché capì? Dov'era? Di qua? Giù. Giù. Ah, sporcellone. Servizio è così spaventoso. Così spaventoso. Disturbarlo? Disturbalo un po', Sì. dai. Ecco. Sentite che host. Questa è la canzone che ha fatto Toby Fox? No. Sì, vabbè, questo aspetta, qua ci vuole un buon allenamento prima, aspetta. Come con un colpo ce li butti tutti giù, aspetta. Veramente quanto gliene abbiamo tolto? Oddio, non fa malissimo. Avete cazzo? Aspetta un attimo. È fattibile, eh? Uno, mangia il biscottino. Tostata. Aspetta, qual era? Questo qua, Life Gem. Ma gli avevo solo passato il colpo, però. E lui non l'ha presa, è bellissimo. No. Cazzo ridi? Saitama si sta passando. No, aspetta. Che ti ridi? Fermati un attimo tu. Minchia, lui non va giù, eh. Capo da cazzo. Baffata pure. Ma perché non sanno fare? Se la devi fare a loro questa domanda. Perché non sapete Effettivamente. fare? Che problemi avete? Allora, lui è triste. Quindi No, difensivo, sì. però fa meno male. Allora la difesa quando muori è triste. Tu dai zuccata perché ti abbiamo recuperato l'energia. Tu fai un attacco normale e tu ti curi. Questa botta. Va benissimo così. No, che sì, certo. Allora ti devo buttare quell'altro braccio giù. Fight, Ah? Sto avendo difficoltà pure io in sta fight, sinceramente. No, ma è troppo. Già state messi. No, aspetta. Devo recuperarli un attimo. Facciamo così. 15 1.
90. Mamma mia, che danni. Non muori. Così. Oh, il dottor V, buonasera. Buonasera, dottor V. A posto, Gianni? Assolutamente no. Mi manca un po' così al braccio. Tutto a posto, Gianni, ho fatto il vaccino un paio di giorni fa e sto un pochino così. Poi sabato e domenica tranquillo e poi via, lunedì si ricomincia. Sto cazzo di freddo che non diminuisce, non è che aiuta tantissimo, Così siamo anche a metà novembre. Cazzo di ridi però pure tu. Allora, No, però si è messo che fa un botto di danni. Che questo ci deve- Fatto. ok, Che là ci siete anche voi. a posto. Praticamente avete Siamo fatto. quasi. No, guarda, neppure io, Gianni, però ti dico la verità. Visto che gli ultimi anni mi dico sempre me lo faccio e poi mi viene puntualmente l'influenza forte. Sto 1 o 2 settimane a letto. Ho detto sinceramente quest'anno vorrei evitare, quindi meglio 3 giorni così. Poi basta, basta punture, basta. Povero io. Dai, l'assalto finale. Ci hanno costato io. Dai, assaltino finale. Lui perché è il più tosto di tutti. A posto, è andato giù. Spero prenda i punti esperienza, Allora, mo risale a livello 5 e pare affettina. Faccia affettina. Obri a livello 5, che era a livello 5. Ah, Iro no. No. Non ha preso. Ah, Mm. brutto malus per i punti esperienza, Sì. Brutto, va bene. Ma lui è. Non ha bisogno. Non ha bisogno. No, non ha bisogno di punti esperienza. Niente male. Ma ha fatto il rumore di un razzo. Che palle. Non ha fatto pure il conto alla rovescia. È proprio potentissimo. Va bene. Guarda un po' specchio. Salve. La stessa cosa di prima. Non si può mai sapere. Allora, vediamo Giusto. solo gli oggetti che ci sono. C'è qualcosa di nuovo tu? Sì. 50 vita, 25 di succo. No, 25% di succo, attenzione, 20 succo a tutto il party. Aumento della difesa, rende felici. E questi già. Però minchia 300. Eh. Allora, intanto recuperiamo l'energia. Il buonissimo cibo spaziale, che giustamente siamo nello spazio. Caramelle Non ce lo spaziali. dimentichiamo sto fatto. Allora, se tu penso che qui sia il Questa è la fine. punto, ti trovi? Sì, è che vedo che c'è tanto da fare qua. Sì, sì. Io volevo concludere in realtà qua, senza farvi Ok. fare Plutone. Spero che avete visto Plutone. No, Plutone, stato scusami. un momento di Scusami, danza abbiamo per visto. Plutone, Abbiamo visto. Allora, quindi io salvo. Ecco qua. Setto ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Perfetto. Ci siamo entrati anche perfettamente con gli orari. Poi ci sentiamo nei prossimi Perfetto. giorni e vediamo quando rifarlo. Va bene. Quando vuoi, sai che si può fare. È stato veramente stupendo. Adesso sta iniziando a ingranare il gioco, io sono contentissimo. Minchia. Oh. Penso siamo al primo capitolo adesso. Un po' il prologo l'abbiamo passato. In realtà nel salvataggio c'è scritto dove sei. Fatto va. No. Siamo ancora al prologo. Meglio, molto meglio, Setti. Siamo nel Setti, vabbè. prologo. Vabbè, ti dispiace a te, Io sono Gianmarco? contentissimo. Allora siamo a posto.
posto così. Più roba per noi. A posto così. Allora, se tu, grazie mille, grazie sempre, grazie ancora, grazie tutto. Sempre. Un salutone alla tua chat. Spero si stiano Salutone comportando alla tua. bene e ci stiano facendo qualche complimentino ogni tanto. Tranne che per Francesco, purtroppo Francesco ce l'abbiamo e ce lo dobbiamo tenere. Che vogliamo Ma fare? È zotico, cioè, capi? Vabbè, è zotico, non ci possiamo fare niente. Capito? Tocca. Ragazzi, buonanotte a tutti allora. Buonanotte, E ragazzi. ci vediamo nei prossimi giorni. Cetti, grazie ancora. A domani. A domani, ragazzi. Buonanotte. Ciao. Ciao.